Andrea, prima di accettare l'incarico con la nazionale slovena, hai avuto modo di conoscere ambiente e giocatori? Sì, io ho seguito questa squadra, la seguito già da diversi anni, sia in Slovenia, sono andato a vedere una qualificazione per l'Europeo, l'ho studiata quando ero assistente della nazionale italiana, più ho conosciuto i giocatori che giocavano nel nostro campionato, quindi quando ho accettato ero consapevole di avere in mano un bel gruppo di giocatori. All'Europeo dell'anno scorso avete fatto un grandissimo percorso, siete arrivati fino alla medaglia d'argento, però c'è stato un momento contro il Belgio che avete perso, ancora nella prima fase di questo Europeo. Cosa hai detto ai tuoi giocatori dopo questa sconfitta? Ma abbiamo perso una partita stranissima dove abbiamo sicuramente giocato bene e perso dei 7 dove avevamo sempre avuto in mano la palla per chiudere il set. Ho chiuso il quarto set, prima proprio nel campo, li ho radunati tutti, ho fatto capire ai giocatori, ad alcuni giocatori, che ci sono momenti in cui non devono esistere, non ci devono essere dubbi nella testa del giocatore. Quando la palla un punto va chiuso, perché è l'unico momento in cui si può fare la differenza, no? Cioè, quando la squadra gioca bene, quando la squadra ha in mano il set point e hai la possibilità di chiuderlo in attacco, lo devi chiudere. Questo fa la differenza tra il vincere, passare alcuni confini oppure non passare questa linea. Quindi noi dopo quella partita, secondo me, i ragazzi si sono resi conto veramente del grande potenziale che noi avevamo e che però non ci possiamo permettere di fare un passo indietro, quindi in quelle fasi del set dovevamo essere perfetti. Adesso lo stai seguendo il campionato sloveno? Sto seguendo il campionato sloveno, anche perché ci sono dei giocatori interessanti per la nostra nazionale, quindi è chiaro che in questo momento qui vorrei che tutti i giocatori o alcuni giocatori potessero giocare nelle migliori squadre d'Europa, però bisogna fare un passo alla volta.